A proposito di lavoro, in questi giorni il governo si sta occupando delle pensioni, un argomento fragile, un argomento molto importante e delicato. Tu, Ale, Sì. perché sei sempre in silenzio? Tu prendi una posizione anche questa volta o stai in silenzio o comunque vuoi esprimere un tuo parere? E siamo a parlare! Parliamo! Signori, il governo fa sapere che sulla riforma delle pensioni ci sta lavorando. Loro ci stanno lavorando ora. Noi, se va bene, ci lavoreremo fino a 80 anni. Ogni tanto spostano sempre di più l'età pensionabile. Prima c'era quota 100, adesso si parla di 104, ma se continua così, 104 e l'età per pigliare la pensione. Signori, non si parla più di pensionati. Questi non sono pensionati, questi sono Highlander! Ho sentito fuori al bar un padre che diceva al figlio: non vedo l'ora di andare in pensione. Gli ha detto il figlio: beata a te, come sta andando la situazione, io non vedo nemmeno l'anno. E allora, amici miei, anche per ritirare la pensione ci sono sempre delle file lunghissime. Niente di meno, questi poveri vecchietti per ritirare la pensione devono aspettare 7 ore in una fila. A un certo punto un vecchietto non ce l'ha fatta più, ha preso il solito scippatore che stava là fuori che l'aspettava, ha detto: facciamo così, tu vieni al posto mio, io vado da te e dopo dividiamo la spesa e non ne parliamo più. Anzi, se mi lasci il numero di cellulare, il mese prossimo ti faccio la delega e ti aspetta a casa, perché non possiamo andare avanti così. Amici, per concludere, in Italia ogni giovane che lavora mantiene 3 pensionati e a sua volta ogni pensionato mantiene qualcuno che non lavora. C'era il titolo di un libro: Non è un paese per vecchi. Beh, l'Italia non è un paese per vecchi perché non possono neanche godersi la pensione, e non è neanche un paese per giovani che per lavorare se ne devono andare all'estero. E allora, ma che paese è? Oggi parlato. Grazie veramente a voi. Io mi allungo, amica mia, per dire che noi siamo sempre dalla parte dei lavoratori, perché per arrivare in pensione devi pure lavorare. Quindi siamo vicino sempre all'azienda della Whirlpool, all'azienda dell'abbigliamento casa, a tutte le aziende, anche all'Alitalia. Massima solidarietà a tutti i lavoratori, assolutamente. Sono d'accordissimo. Siamo dalla parte vostra. Con Alessandro, assolutamente.